3, 4, 5. Lunedì 28 agosto 2023, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Gazzettino di Belluno, notizia messa in primo piano che riguarda l'emergenza delle violenze nelle famiglie, nelle abitazioni del territorio bellunese. Questo è il titolo a piena pagina: emergenza violenze domestiche. La scorsa settimana ha segnalato un caso al giorno in provincia, 6 in tutto, soprattutto nel filtrino dei reati da codice rosso. Con le normative recenti a ogni situazione verificata può scattare l'allontanamento e il divieto di avvicinamento. Un codice rosso al giorno è questa la settimana che si è appena chiusa, che ha visto impegnati la procura e le forze dell'ordine in casi di maltrattamenti in famiglia, violenze di genere e stalking quotidiani. Ma il questore Francesco Zerilli mette in guardia: a volte si tratta di semplici circostanze casuali, non dobbiamo pensare che si trasformino subito in fenomeni. Gli episodi registrati si sono concentrati nel Feltrino e hanno riguardato coppie straniere italiane. Avrò una cautela particolare, prosegue il questore, nel cogliere ogni segnale e utilizzare lo strumento dell'ammonimento. All'approfondimento di Bonetti a pagina 3, e vediamo in questo scatto il questore di Belluno Francesco Zerilli. Lutto invece a Seren del Grappa, violinista muore nella sua casa di Caupo a Seren. Claudio Colmanet, 61 anni, musicista, ha avuto un malore ieri pomeriggio. Va a riposare e non si rialza più, è morto così ieri pomeriggio nel suo letto della sua casa a Caupo. Claudio Colmanet, 61 anni, compiuti il 15 luglio scorso. Il violinista e direttore d'orchestra originario di Seren del Grappa è stato stroncato da un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo. La commozione dell'amico di una vita, il maestro Pio Sagrillo. Eravamo appena tornati dal Brasile, era all'apice della sua carriera, lo volevano per formare un'orchestra, e ovviamente il cordoglio arriva anche da parte dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, di cui Claudio era davvero un caro amico, anche del presidente Oscar De Bona. L'approfondimento di Bonetti a pagina 8 lo troveremo all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Capoluogo aveva accoltellato il fidanzato, accusa di tentato omicidio. La procura nomina un consulente nel caso del bellunese accoltellato dalla fidanzata nella notte tra martedì e mercoledì. Il consulente dovrà studiare le ferite inferte all'uomo ancora ricoverato, ma anche per effettuare i prelievi tossicologici su entrambi. La foto di copertina è dedicata allo sport, calcio. Il preliminare di Coppa Italia premia i bellunesi. Dolomiti impresa al tenni, Treviso eliminato ai rigori. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Cortina, un'azienda prestigiosa per la nuova pista da blob. L'approfondimento di Dibona a pagina 8. Peste suina, nemmeno i lupi arginano i cinghiali. L'approfondimento di Dedona a pagina 2. E ancora per quanto riguarda lo sport, Virginia Iaccarino da Sospirolo al podio mondiale delle juniores nel ciclismo su pista. Calcio, Borgo Valbelluna non basta Unesco e il derby di Pos premia l'Alpago. E ancora calcio, Cavarzano KO all'esordio tris del Longarone Alpina. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda il turismo in provincia di Belluno. Colpo di coda degli hotel, agriturismi in frenata. Le ultime 2 settimane e le prenotazioni risollevano gli affari degli albergatori bellunesi. Il meteo fa calare il sipario sull'agosto turistico, chiusa la strada per le Tre Cime. E la foto di copertina è identica a quella che abbiamo trovato nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Si parla quindi di sport, calcio di Serie D, Dolomiti Bellunesi, la lotteria dei rigori premia la Dolomiti a Treviso, in tasca il pass per il tabellone principale di Coppa. I personaggi veneti, in questo caso un bellunese, Giorgio Pirolo, designer di macchinine e supercar. E ancora a Belluno, sequestrato dai rapinatori, scattano 4 denunce. L'approfondimento di Sosso a pagina 15. Anche il Corriere delle Alpi dedica un richiamo alla scomparsa improvvisa di Claudio Colmanetta. Addio al violinista, insegnava all'Anievo. L'approfondimento di Curto a pagina 19. Feltre e Pedavena, telecamere puntate contro i furbetti dei rifiuti. L'approfondimento di Scottini a pagina 18.
Addentriamoci quindi nelle edizioni bellunesi dei quotidiani, incominciamo con quella del Gazzettino di Belluno, a pagina 2, questa è la notizia messa in primo piano, troppi cinghiali, il lupo non basta, stato di allerta per la peste suina. Il primario del servizio veterinario Gianluigi Zannolla spiega come si stanno preparando all'emergenza, siamo preoccupati, l'intervista di Daniela De Donà vi aspetta a pagina 2. La campanella verso l'università con Confindustria, 20 sui banchi per la Summer School e siamo ad un passo dal creare una cittadella con il corso di laurea in informatica. Questa è la dichiarazione della presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, violenza di genere, un codice rosso a giorno e allarme, settimana intensa per gli inquirenti impegnati in emergenze con maltrattamenti in famiglia, in particolare nel Feltrino. Ma il questore Francesco Zerilli ricorda, non possiamo parlare di fenomeno, i dati vanno studiati sul lungo periodo. Il sommerso, il questore che è arrivato a inizio luglio in provincia, va cauto sul definire il bellunese un territorio particolarmente a rischio per questo tipo di reati. Non possiamo parlare di piaga, afferma Zerilli, ma come in tutto il territorio nazionale ci sono dei casi in cui le donne denunciano situazioni di maltrattamento. Non c'è un'incidenza maggiore nell'ambito della provincia e ben vengano le denunce, sottolinea. Sono anni che c'è una pressione da parte degli operatori addetti ai lavori a tutti i livelli, oltre che della società civile. Accoltellato dalla fidanzata, la procura nomina un perito, si va verso il tentato omicidio. Oggi l'udienza di conferimento dell'incarico, poi la visita all'uomo in ospedale e i prelievi. Il fatto è accaduto pochi giorni fa nel capoluogo bellunese. E adesso il lutto di Serendel Grappa, pagina 5, Valetto non si rialza più, muore a 61 anni. La vittima è il direttore d'orchestra Claudio Colmanette, deceduto ieri pomeriggio nella sua casa di Caupo. La moglie Flora ha subito chiesto aiuto al 118 sul posto elicottero e ambulanza, ma non c'era più nulla da fare. Va a riposare, non si rialza più, è morto così ieri pomeriggio nel suo letto della sua casa a Caupo Claudio Colmanette, 61 anni compiuti il 15 luglio scorso. Il violinista e direttore d'orchestra originario di Serendel Grappa è stato stroncato da un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo. Inutili soccorsi con grande dispiegamento di uomini e mezzi. Sul posto sono accorsi l'elicottero Falco 2 e l'ambulanza medicalizzata dell'ospedale di Feltre. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. È stata la moglie Flora ieri a chiedere aiuto al 118 che ha subito inviato i soccorsi. Erano le 15:30, la coppia doveva fare un pisolino prima di uscire per un giro in bicicletta. Claudio si stende a letto, poi all'improvviso si alza lamentando un dolore al torace, alza il braccio e cade all'indietro e non si rialza più. I soccorritori tentano di tutto, ma ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare, un infarto. A quel punto non è rimasto che chiamare il carro funebre, chiare le cause naturali del decesso. Non è stato necessario nessun approfondimento, la salma è già a disposizione dei familiari. Nella casa di Caupo, una delle prime del paese, accorre subito da Feltre l'amico di una vita, il maestro Pio Sagrillo. È morto il maestro Claudio Colmanette, dice con le lacrime agli occhi, eravamo appena tornati dal Brasile, prosegue, dove eravamo stati chiamati dallo Stato del Mato Grosso che vuole fondare un'orchestra. Conoscevano Claudio e lo volevano per questa iniziativa. I due erano sbarcati il 16 agosto scorso e si erano rivisti il giorno dopo. Ci avevano perso le valigie a Madrid, racconta Pio. L'ho visto il 17 agosto per consigliargli le sue dopo che le avevano recuperate. Per consegnargli le sue, scusate, dopo che le avevano recuperate. Da allora ci siamo sentiti e oggi l'ho visto qui nel suo letto senza vita. Non ci posso credere. Continuiamo con altre notizie che troviamo in questa pagina. Siamo a Cesio Maggiore, poche patate ma in tanti alla festa dedicata. La produzione è scesa del 30%, quest'anno però alla sagra non sono mancate le 20.000 presenze. All'anno di Piave nasce il mercatino delle vecchie cose, successo che ha animato il paese. E ancora da Feltre, Dolomiti Arena, 1.500 spettatori si scatenano con lo Stato sociale. Siamo a pagina 7, allarme frane, chiusa la strada per le Tre Cime, il divieto è scattato ieri alle 18 dopo un'ordinanza del sindaco allertato dalle previsioni meteo che davano forti temporali. Se non accadrà nulla già da stamattina si tornerà a riaprire, l'area è sempre stata sicura tranne un piccolo precedente. Vediamo in questo scatto nel tondo la frana che incombe sulla Val Marzon. Scontro frontale alla Stanga, 2 feriti, l'incidente alle 15:30 lungo la Gordina. Il traffico è stato deviato fino alle 17 per consentire soccorsi ai rilievi e vediamo appunto i 2 mezzi che si sono scontrati.
Pista da bob, siamo a Cortina, a chi ha ricostruito il Morandi, la trattativa privata avviata dopo il bando andato deserto, alle battute finali, fari puntati sulla multinazionale WeBuild. De Zanna, il sindaco, si esprima sulla proposta di gareggiare a Innsbruck, quell'opera sarà per noi tutto un bagno di sangue. Pieve di Cadore, il generale, riviletizzeremo la caserma di Tai, ieri raduno dei veci del battaglion Cadore, presente anche il comandante della Giulia, Franco del Favero. Rimaniamo a Cortina, Rabandes, gran finale con 600 strumentisti. Dall'agenda del Gazzettino, Falco, quelle vite in volo non sono in vendita, l'approfondimento della rubrica a firma di Enzo Bozza vi aspetta a pagina 9. Questa dunque è la prima l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. Le notizie che riferiscono la provincia di Belluno iniziano a pagina 12. Chiusa la strada delle Tre Cime, il maltempo cala al sipario sul turismo d'agosto, ordinanza del sindaco di Auronzo per rischio frane. E ancora, a proposito di turismo, presenza alberghiera in decisa ripresa, pareggiati i conti del 2022, fiducia in settembre. Il bellunese può aver beneficiato dei forti rincari di altre zone, a Cortina si scommette su un cartellone di eventi ancora lungo. Continuiamo con il territorio bellunese, occhi alle prossime stagioni. Cortina lima il progetto per il marketing fino al 27, parliamo del 2027, il piano strategico per le Olimpiadi e oltre allo spagnolo Josef Enrique, Dolomiti Superski pronta ad annunciare le novità della stagione. E ancora dal turismo, fondi regionali per rinnovare cannoni da neve e battipista, il bando dà priorità alle piccole stazioni sciistiche, cofinanziamento al 50%, sostegno anche a chi investe sul turismo a due ruote per allungare la stagione. Marmolada, il patto è morto, qui ci sono solo voli turistici, Mountain Wireless torna sul ghiacciaio nella zona del distrutto rifugio Pian dei Fiacconi, gli ambientalisti denunciano il mancato rilancio dopo le intese di 25 anni fa e vediamo appunto alcuni scatti del ghiacciaio e la situazione del Pian dei Fiacconi, il rifugio che è stato distrutto da una valanga e che rimane tuttora devastato. Siamo a pagina 15, mi hanno portato via e rapinato, denunciati per sequestro di persona, 4 bellunesi hanno ricevuto l'avviso di garanzia, procede la procura di Venezia. Caricato su una macchina, picchiato e rapinato, 3 bellunesi hanno ricevuto l'avviso di garanzia per le ipotesi di reato di sequestro di persona, lesioni aggravate e rapina pure aggravata. È coinvolto anche un minorenne del quale però si è occupata la procura competente di Venezia. A un paio di loro è contestata anche l'evasione e a uno la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini della Procura della Repubblica sui fatti dello scorso 13 marzo non sono state per niente semplici, ma ci sarà un processo a meno che gli indagati non decidano di patteggiare la pena. Capoluogo, l'allarme, Borgoprà non dorme più la notte per continue liti tra i due residenti, polizia o carabinieri tutti i giorni. Mas di Sedico, ricordata la tragedia di Matmar, che ricordo dei bellunesi commuove dopo 58 anni. Grande commozione ieri mattina a Mas di Sedico nella cerimonia per il 58esimo anniversario della tragedia di Matmark. Nella piazzetta antistante il parco intitolato proprio alle vittime di Matmark in via Buzzati si è celebrata la consueta commemorazione degli 88 lavoratori, di cui 17 bellonesi, 56 italiani, che morirono travolti dalla massa del ghiacciaio della Laline nel cantone vallese della Svizzera. La giornata è stata organizzata, come avviene ogni anno, per commemorare i caduti bellunesi di un disastro che gettò nel lutto numerosi comuni della provincia, dall'associazione Bellunesi nel Mondo con la famiglia ex emigranti Monte Pizzocco. Siamo a pagina 17, sfilano 18 bande, concertone a Cortina, la rassegna. Andiamo avanti con pagina 18, Feltre Pedavena, più controlli negli ecocentri con la videosorveglianza. La Regione finanzia i progetti dei due comuni grazie a un ulteriore stanziamento. In Viale Vittorio Veneto ci sarà un lettore di targhe in supporto alle forze dell'ordine. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'improvvisa scomparsa del violinista Claudio Colmanetti, infarto fatale per il violinista. L'apprezzato musicista muore a 61 anni, la tragedia ieri mentre si trovava nella sua casa a Caupo di Seren del Grappa, inutili tentativi di salvargli la vita. Vediamo in questo scatto Claudio Colmanetti con in mano il suo strumento, il violino, ha partecipato a diverse iniziative anche dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, non dimentichiamo 2 edizioni del Premio Internazionale Bellunesi nel Mondo. In una fece un regalo al suo amico brasiliano, ovviamente fratello, discendente dalla provincia di Belluno, Cesare Augusto Prezzi, che fu premiato nell'edizione 2018 a Ponte nelle Alpi.
Feltre, il personaggio Crippa, esempio per i giovani, fate sport, ma a me è servito. E siamo a Cesio Maggiore, interventi in Valcanzoi del soccorso alpino. Ieri attorno alle 9 Falco 2 è stato inviato in Valcanzoi a Casera Cansec, dove un 54enne di Fiesole, Firenze, aveva riportato un probabile trauma alla gamba. Dalla rubrica Cultura e Società, Letteratura, letti, sfogliati, parlati, per 5 giorni Pordenone diventa la città dei libri. E continuiamo con lo sport, l'evento Coppa Italia Serie D, Dolomiti più fredda dal dischetto, in tasca il pass per il primo turno. A Treviso un tempo a testa, coi bellunesi avanti con Tardivo e ripresi dall'ex Posocco, 1-1 al 90° e la lotteria dagli 11 metri. Percentuale del 100% nei rigori decisivi dell'ex Sedico, sotto via l'errore decisivo. Ancora sport, ancora calcio, Coppa Italia di Eccellenza, Cavarzano fallisce un rigore e alla fine si inchina al Careni, 1-0 il risultato finale. Trofeo Regione di Promozione, derby divertente, l'Alpago parte col piede giusto, il Borgo Valbelluna si arrende, 2-0 il risultato finale. Ancora dal Trofeo Regione di Promozione, il Longarone ne segna 3 e lascia secco l'Union QDP. Sempre dalla Trofeo Regione di prima categoria, Lambarchi fa volare il Fioribarp, ma lo Schiara fa la sua bella figura. 0-1 il risultato finale. Sempre dalla prima categoria, l'Entia si arrende ad un cisonese più esperta. La panchina corta e un'amalgama ancora da trovare costano la sconfitta dopo 90 minuti scialbi, sia per ritmo e sia per qualità. Ancora dalla seconda categoria siamo al Trofeo Regione, Comelico e Sospirolese carano il poker fuori casa, 2-1 tra Ponte Alpi Castione, 2-0 tra Fulgolfarra e San Michele Salsa. Dal calcio alla corsa in montagna siamo a pagina 30, Vertical 107, la firma di De Col e della Zanette, siamo a Falcade. Ciclismo femminile, Carretta, Dagnese e Rapporti supera il Trofeo di Longarone. Roller inline, 5 argenti e un bronzo per la linea R e Team Antelao, siamo a Sovere, Bergamo. Ciclismo vintage, tante le fotografie, scusate. In questa pagina siamo a pagina 32, San Vito Classic, futuro buio, solo una quarantina al via, gli organizzatori si interrogano. Nonostante il percorso spettacolare, i ristori e la tappa al Museo della Bicicletta, la ciclostorica dell'Unione C Valbelluna fatica a ritagliarsi una partecipazione dignitosa. Green Volley a Salce, ecco qui tanti scatti di chi ha gareggiato in questo torneo estivo, più belli che bravi, non è vero, sono loro i migliori del torneo, in gara ben 25 squadre. Green Volley a Meano, altri scatti, altri ragazzi che hanno gareggiato in questo torneo, in questo caso siamo a Meano, il trofeo del ciclamino incorona la principessa sul BBC. E continuiamo con Green Volley a Canale d'Agordo, per Serena Alvise e Giorgio, un trionfante bagno di sudore, anche in questo caso tanti gli scatti delle squadre che hanno gareggiato in questo torneo. Serie 3, Vlahovic salva la Juventus, furia del Bologna per la VAR e ancora Mancini dice sì all'Arabia, sarà il tecnico dei sauditi, un affare da 60 milioni di euro. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Permangono condizioni di tempo instabile, a tratti perturbato, con cielo in prevalenza nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.